Eder, McAllister. Chiedo scusa una cosa. Siamo quasi a un anno di questo caso. Sì. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo che lui sta facendo la domanda, lei è un testimone, Ho deve capito. rispondere, deve dire la Ah, verità. ok. Ma lei sapeva di Claudio? Assolutamente no. Però quello che sta venendo fuori, guardi, veramente mi ha ucciso, perché mi trovo con un presunto amante, presunto amico del cuore, che doveva andare a vivere con lui, che Liliana andava da lei, si baciavano, che facevano l'idromassaggio assieme. Cioè io mi trovo di fronte a una realtà che non conoscevo, che ancora oggi faccio fatica a capire cosa sia successo, cosa ha scatenato tutto questo, non lo so. Segni premonitori del fatto che sua moglie in qualche modo avesse un'altra persona, assolutamente. non è perché si sarà chiesto, immagino, no? In questo periodo? Certo. Di tutto, come mai lei, ecco, ma una domanda che io mi farei da partner è com'è che non mi sono accorto, quali sono i segni che non ho colto di memoria? Nessun segno. Non ho accorto nulla? No, cioè io dico, quello che sto subendo, in questo momento, da questa pressione queste accuse, queste cose che vengono fatte nei miei confronti veramente mi stanno uccidendo, guarda. Sono stato, adesso l'ultima volta che sono stato in televisione, ho detto guardate, questa è la mia ultima apparizione e non sono più in grado di sostenere una cosa, perciò nessuna televisione ci andrò più. Ma lei sapeva di Claudio? Assolutamente no. Dov'erano i telefonini? Era sulla parte sinistra del divano, un po' molto bassi, in modo che io non mi sono accorto della loro presenza. Stando seduto sul divano alla parte destra non potevo vederli. Quindi lei si è accorto più tardi che il telefonino era in casa? Io penso verso le 5:30, 5:40, così, quando è arrivato questo messaggio sul telefono di Liliana. Cosa accadrà con la riesumazione? Io mi aspetto che venga detta la parola fine, in modo che tutti si mettano il cuore in pace, che nessuno abbia qualcosa da dire e che io possa continuare a vivere senza Liliana. Certamente sarà doloroso, perché non sarà più vicino a me. Tu quel 14 non riuscivi a preoccuparti perché eri convinto che lei sarebbe tornata. Ah certo, ci siamo sentiti per giorni, io e il fratello, e ho detto non so cosa può essere successo, Liliana si è allontanata, non lo so. Io l'ho salutata la mattina, dopo non l'ho più vista, ho dovuto fare questa denuncia di allontanamento, di scomparsa e niente, ero lì in attesa, telefonavo quasi ogni giorno in questura a avere notizie, e poi è andata avanti così, capisci? E sono 26 mesi che io sto aspettando di avere una risposta a qualcosa, mettermi il cuore in pace e tentare di continuare la mia vita senza Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.